Sabato 27 il premio Racalmare, uno dei più prestigiosi nel panorama culturale dell'Italia, un riconoscimento speciale per Gaspare Agnello e per il suo lavoro La terrazza della noce. Beh, io alla mia veneranda età ricevere il premio speciale assieme a Piero Melati per il mio libro La terrazza della noce è un grande onore e io veramente sono felicissimo per questo riconoscimento. Del resto il mio libro in 110 pagine, io volevo scrivere del mio rapporto con Leonardo Sciascia, invece è venuto fuori un libro in cui c'è tutto il pensiero di Leonardo Sciascia e uno spaccato della letteratura italiana di fine Novecento, perché si parla di Sciascia, di Consolo, di Buonarfalino, di Montalbano, di Matteo Collura e di tantissimi altri scrittori che sono stati protagonisti delle prime edizioni del premio Racalmare. Quindi io credo che sia un premio dovuto, un premio come molti scrittori italiani, molti uomini della cultura italiana mi hanno scritto dicendo che questo è un premio dovuto anche per il mio lavoro che abbiamo fatto nell'emittente Televideo Agrigento per circa 13 anni con la rubrica Un libro per amico e per il mio blog che è diventata una grossa rivista letteraria. Che cos'ha di particolare questa terrazza? Beh, la terrazza della noce, l'ho detto, di particolare c'è questo. In poche pagine, anche chi non conosce Sciascia può conoscere tutto il pensiero sciasciano. E poi c'è una parte della letteratura italiana, io dico ai ragazzi dei licei che si apprestano a fare gli esami di Stato, leggete questo libro perché a scuola non si arriva mai a fare Sciascia, Consolo, Bufalino, non si arriva mai al Novecento, quindi attraverso il libro avrete un'infarinatura di quello che è stato il movimento letterario di fine Novecento.